Parlando di Genova verticale, ovviamente non si può che parlarne con Anna Maria Campello, che ha dedicato un largo scorcio della sua carriera proprio a raccontarla, in svariati modi, con tanti libri, con tante opere. Sì, in effetti sì. Ad esempio questo mio libro ha compiuto 20 anni ed è stata la prima volta che si è trattato di fare un percorso nei quartieri di Genova. Io ho fatto poetico con dei disegni degli alunni, perché io collaboro molto con le scuole. Ma che suggestione dà questa Genova verticale? Non ha poesia? La Genova è spettacolare, che sia verticale o orizzontale in tutti i modi per me è sempre meravigliosa, ecco. Tra Ma l'altro, passiamo dal libro di 20 anni, insomma, sì, questo stagionato, dei poi 20 anche anni. agli altri libri. Stiamo vedendo, ad esempio, una Genova sul bus. Questo sì, ho scritto la Genova percorrendola sugli autobus, poi c'è anche un racconto particolare di un autista quando c'erano i bigliettari, che era il papà di una mia amica, e c'è una vicenda vissuta molto toccante in tempo di guerra. E poi Quindi dall'autobus, poi come si gira? poi I dall'autobus musicisti. con i musicisti, non potevo non parlare dei musicisti. Prima, ho fatto anche una mostra prima, ho intervistato una tenerezza di questi musicisti, li ho intervistati, ognuno aveva una storia particolare. Sono entrata in punta di piedi a volte nella loro vita e si sono confidati. Insomma, allora quindi una Genova verticale, abbiamo ancora un libro, E poi no? abbiamo Scorci di vita, che sono racconti con qualche pennellata di poesia e parlano un po' di Genova, di racconti di com'era il centro storico, via Pre, Vico delle Monachette, eccetera, eccetera. E Insomma, viva quindi Genova verticale. viva Genova verticale, viva Genova in tutti i modi, viva Genova.